Turismo internazionale in picchiata è un'offerta aerea fortemente limitata. In Sardegna le conseguenze della crisi economica innescata dall'emergenza coronavirus si fanno sentire con prepotenza nel settore vacanze. A dirlo CNA Sardegna, che col suo ultimo report mette in luce come tra riduzione dei posti disponibili e del numero dei voli, l'offerta aerea della Sardegna vede una flessione del 50%. Anche quest'anno CNA Sardegna ha riproposto una simulazione di prenotazione che confronta numero di collegamenti, prezzi e accessibilità delle principali destinazioni vacanziere del Mediterraneo a cavallo del Ferragosto. La simulazione, che prevede un viaggio andata e ritorno da 3 diversi scali europei per 4 persone, 2 adulti e 2 bambini, con noleggio di vettura economica, ha evidenziato che le combinazioni possibili per raggiungere la Sardegna diminuiscono del 36% rispetto allo scorso anno, il risultato peggiore tra le regioni del Mediterraneo prese a campione. Inoltre, il costo medio di un viaggio con queste caratteristiche aumenterebbe di circa 100 euro rispetto al Ferragosto 2019, da 835 a 930 euro. Dati che vanno a sovrapporsi a quelli relativi ai transiti nazionali negli aeroporti sardi tra gennaio e maggio, che in media si sono già ridotti rispetto allo scorso anno del 62,7% e quelli internazionali dell'84,1%, addirittura del 98,3% a Olbia. Numeri disastrosi a cui va aggiunto il fatto che la recessione economica indurrà molte famiglie italiane a rinunciare alle vacanze o a privilegiare il turismo di prossimità. Nei prossimi anni, dichiarano il presidente CNA Sardegna Pierpaolo Piras e il segretario regionale Francesco Porcu, le destinazioni che saranno in grado di proporre un'immagine più sicura in termini sanitari, sostenibile e innovativa nelle capacità di adattarsi a una nuova normalità potranno aumentare la propria competitività. È una sfida che la Sardegna deve affrontare partendo da una visione a lungo termine ancora tutta da costruire.